Lentamente, lentamente avanziamo lungo la costa informe. E improvvisamente, ecco Cagliari. Una città nuda che si alza ripida, ripida. La città si ammucchia verso l'alto, quasi in miniatura. Ci si chiede come abbia fatto ad arrivare là. È una città ripida, solitaria, senza alberi, come in una miniatura antica. Ha quell'aspetto strano, come se si potesse vederla, ma non entrarci. È come una visione, un ricordo. Qualcosa che è passato. Lo spirito del luogo è una cosa strana. La nostra epoca meccanica cerca di non tenerne conto, ma non ci riesce. Alla fine lo strano sinistro spirito del luogo, così diverso e così avverso in luoghi differenti, manderà in frantumi la nostra identità meccanica e tutto quello che noi crediamo essere la cosa vera esploderà con un botto e noi saremo lasciati lì a guardare con occhi sgranati.